26 ottobre 2018, noi di Street News siamo qui al Caffè Aragonese a Mugnano del Cardinale per festeggiare insieme a Rina i suoi 30 anni. Adesso venite con me, seguitemi. Rina, innanzitutto tanti auguri. Grazie mille. Come ti senti quindi ad avere 30 anni? Dato il capello bianco del giudizio mi sento un po' più giudiziosa, va, diciamo così, vabbè, sto scherzando, diciamo che i 30 anni sono una tappa importante e vanno comunque festeggiati. Innanzitutto, tu cosa fai nella vita? Io faccio l'informatore farmaceutico. E come sei sul lavoro? Molto esigente. Stancanovista mi definiscono. Ma com'è al lavoro, Rina? Lei è una persona molto dinamica, molto si fa adorare, insomma, da tutti, sia dai pazienti. Sicuramente non si presenta come l'ha rappresentata, come l'ha descritta la collega, l'amica sua da Cop Visciano. Qual è la cosa che più odi sul lavoro e anche nella vita reale, nella tua vita quotidiana? Vabbè, i rapporti di circostanza, la falsità, io sono una persona molto schietta. Com'è la nostra Rina nella vita quotidiana? Perché voi, dato che siete amici di una vita, dovreste conoscerla bene. Sì, infatti io la conosco da quando era così e è rimasta così. Idem. Sì, è una pazza. Ma mia sorella è molto esigente. Io se mi affeziono do anche l'anima, però nel momento in cui mi tradiscono è la fine. Vedete, quindi fate attenzione, cari amici. Molto dolce, alle volte aggressiva, ma che comunque gli amici del gatò riescono a domarla. Sì, infatti noi la cuidiamo come una figlia. Qual è il tuo colore preferito? Vediamo un po' se conoscono questa tua parte, i tuoi amici. Bianco. Nero. Oro. Marrone. Bronzo. Oro, la cantava Mango. Lei predilige sicuramente non colori accesi, colori che vanno sullo scuro, il blu, insomma colori molto sobri. E il tuo cantante preferito? Allora, diciamo che ce ne sono vari, non ho uno proprio preferito, però generalmente passo da Renga a Biagio Antonacci. Vai sull'italiano tu? Sì, sull'italiano. Il suo cantante preferito? Carmelo Zappulla. Mauro Nardi. I ricchi e poveri. Franco Licciardi. Gianni Celeste. Sai cucinare? No, so mangiare. La babysitter la sa fare, cucinare invece no. No, assolutamente. Sì, neanche il caffè sa fare. Addirittura? Questo è grave però. Quanto volete bene a Rina? Su questo certamente la vogliamo bene, per stare qua stasera è stato un piacere, altrimenti non ci saremmo stati, quindi tanto. Tanto. Idem. Si sa far volere bene. Intanto salutiamo a Street News per averci ospitato qua stasera in questa intervista e ancora tanti auguri Rina, di altri 100 al di fuori di questi 30. Allora Rina, io ti faccio i miei più sinceri auguri di buon compleanno, ti auguro il meglio. Ci conosciamo da tanti anni, abbiamo condiviso tante cose e un bacio forte da Michela a Cop Visciano.
complimenti agli amici di Street News, è sempre un piacere lavorare con voi, vi seguiamo tantissimo e vi auguriamo il meglio anche per la redazione e per tutti voi. Hi Rina, we wish you a happy 30th birthday. And many more. Happy birthday, enjoy. Un saluto agli amici di Street News, così. Ciao, ciao!